che sia o no alle spalle della manovra, un dato è certo. Io non credo che autorevoli istituti come l'Istat, la Corte dei Conti, che non è un istituto ma che è una massima magistratura contabile del Paese, la stessa Banca d'Italia, hanno dato valutazioni sugli effetti depressivi di questa manovra. Cioè la manovra, se va bene, deprime di mezzo punto il PIL del Paese. Con la scusa di risanare a posto i conti pubblici, il risanamento non è in questa manovra, come nelle manovre precedenti, uno strumento per la crescita, ma è il fine, e la crescita sparisce, e senza crescita non rispondiamo a tutti i problemi che abbiamo sentito sul fronte dell'occupazione, sul fronte dell'aumento della produttività del Paese, sul fronte della spesa sociale. Tra l'altro sulla spesa sociale cito il lavoro ottimo che aveva fatto la commissione tecnica insediata da Padoa-Schioppa al Ministero dell'Economia nel 2007, una commissione di esperti presieduta tra l'altro dal professor Muraro di Padova, che si era occupata di studiare, proprio analizzare la spesa ministero per ministero, cominciando da 5 ministeri. Quel lavoro è durato un anno e mezzo, ha portato a delle relazioni finali e anche soltanto a fare le cose, perché ci sono proprio delle linee di azione, delle cose concrete che questa specie di esperti, chiamiamoli così, poi anche Sarkozy in qualche modo ha inaugurato questa modalità di approccio al risanamento dei conti pubblici. Basterebbe prendere quelle linee di azione, quelle linee programmatiche e tradurle in azioni concrete di governo. In realtà quella commissione è stata demolita, in compenso è stata rimessa in piedi una commissione per lo studio del federalismo fiscale che ci costa in 3 anni, mi pare, 7 milioni di euro. Sono studi pesanti, non c'è provate a pensare a questi famosi studiosi che ogni tanto sentiamo citare anche sui nostri quotidiani locali, cosa ci costano, e ci dicono che i numeri non sono mai pronti per decidere le cose che si devono decidere da parte della politica. Vabbè, senza dimenticare che altro bel po' di milioni li avevamo spesi dal 2003 al 2005 per l'altra commissione di studio del federalismo, perché poi in Italia le cose ce le dimentichiamo, che aveva fornito un bel po' di tomi di studio sull'attuazione del federalismo fiscale, ed eravamo dal 2003 al 2005. Poi il governo stava a finire, settembre 2005 la commissione ha consegnato il suo lavoro, non se ne fece niente. Però nel 2008, pur con la manovra di tagli che è stata approvata da questo Parlamento, si è riusciti a trovare 7 milioni per continuare a studiare il federalismo. E mentre si studia, li tagliamo agli enti locali, compresi quelli del nostro territorio. Questo per dire che c'è un problema di serietà, di responsabilità, di competenza anche nel governare un paese. Oggi vorrei dire che fuori dagli schemi ideologici il problema è davvero quello di un'alta amministrazione della macchina pubblica. Vedete, tornando da Roma in aereo, ho incontrato un giorno per puro caso, ero seduto a fianco a un imprenditore dell'autotrasporto, che è un altro dei settori in ginocchio in questo paese. Bene, di solito vivo, tocco con mano lo scoraggiamento di tanti giovani precari, lavoratori precari. In questo caso ho toccato con mano lo scoramento di un giovane imprenditore di 32 anni che ha ereditato l'azienda del padre, una delle più grosse, credo, della provincia in materia di autotrasporto, pare che sia la ditta Canil, se non mi ricordo male il nome, che ha 2 aziende, 150 mezzi per il trasporto del materiale pericoloso. Ve la racconto perché è significativa di una delle cose che secondo me bisognerebbe mettere in campo in modo alternativo in questo paese, per la crescita in questo paese. Questo giovane tornava dall'assemblea della sua categoria, affiliata a Confindustria a Roma, e tornava con uno scoramento assoluto. E uno dice: ma come? Un giovane imprenditore, azienda ereditata dal padre, sa tutto, che cosa gli manca? No? Gli mancano le prospettive, esattamente come mancano a un giovane lavoratore precario. Mi spiega: io pago un bravissimo conducente italiano, mi costa 5.000 euro al mese, e sono pagati bene perché so che mi posso fidare quando lo mando in giro a guidare i miei automezzi, che sono anche quelli che trasportano materiale pericoloso. Però i miei concorrenti, con una serie di manovre elusive, sono in grado di assumere dei conducenti di origine europea, in particolare dei paesi dell'est, che costano esattamente la metà. Chiaramente perfetto, meno.
Siccome costano la metà, io ho migliorato tutti i miei costi, tutto quello che potevo migliorare, ma questo non lo miglioro se voglio dare sicurezza al trasporto e garanzie e diritti ai lavoratori. Per cui io sono qui che penso, se devo chiudere la mia azienda che mio padre mi ha lasciato, sono sceso a Roma oggi per l'assemblea della mia categoria, con la speranza di trovare delle risposte che mi diano coraggio, motivazioni per continuare a tenere duro. Ho visto uno che per me è il mio idolo, perché da sempre mio padre mi diceva il più grande trasportatore, autotrasportatore italiano, che mi ha detto a 70 anni, 75, ancora nel pieno dell'attività, una persona piena di energia, ha detto: io vedo tutto, vendo la baracca e non c'è più speranza per il nostro settore in questo paese, e io torno a casa pensando: a che cosa devo fare? A che cosa devo dire ai miei dipendenti? E si è sfogato dicendomi che cosa succede, per esempio, qual è l'aiuto che lui ha da parte dello Stato, della pubblica amministrazione. Allora dice: quando i miei vanno in Ungheria, mi ha fatto questo esempio, la polizia ungherese una volta alla settimana si munisce di interprete italiano e ferma tutti i camion con targa italiana. Li controlla da capo a piedi, controlla il conducente, se è tutto a posto ti lascia andare, se non è a posto sequestra, prende tutto quello che c'è da prendere, sanzione eccetera. Qui in Italia dice: fermano solo noi, la frontiera, quella nostra, la A4, fermano solo noi, perché? Perché l'interprete non ce l'hanno dietro, perché quando è fine giornata devono dare degli obiettivi di budget a chi li ha messi sulla strada, e allora è più facile raggiungere quegli obiettivi di budget fermando l'autotrasporto italiano. E quindi tutti gli altri il più delle volte la fanno franca. Se per caso li fermano, non ci si capisce una mazza, non sanno parlarci assieme, e la questione è che è risolta. Ecco, da qui l'idea, potrei farvi tanti altri esempi, ma insomma questo mi pare molto significativo, anche perché viene da un mondo che è quello dell'impresa, non solo del lavoro. È significativo di come oggi, se c'è molto da fare da parte anche, sempre c'è molto da fare da parte anche di chi ha la responsabilità imprenditoriale, non c'è dubbio, però se quelli che hanno vinto in qualche modo, i nostri imprenditori che hanno vinto la sfida con la competizione globale, che sono riusciti a reggere in questa crisi, che stanno tenendo duro, che ne vogliono uscire, che in qualche modo insomma si sono riposizionati, questi, come dire, la loro parte l'hanno già fatta. Cioè, dove potevano migliorare probabilmente hanno già dato. Dov'è? Cos'è che manca soprattutto a quella parte delle imprese sane che insomma hanno saputo ricollocarsi? Manca il sostegno al sistema paese. E il sostegno al sistema paese prima di tutto la pubblica amministrazione, che è appunto la polizia stradale, per esempio, che per esempio deve essere fornita degli strumenti per far bene i controlli e per farli possibilmente assidui. Allora quell'imprenditore in quel momento non mi ha chiesto meno tasse, tutto sommato, anche se mi ha fatto capire il costo del lavoro, però mi ha chiesto più controlli, paradossalmente. E chi li fa i controlli se non li fa la pubblica amministrazione? E quindi servono competenze e servono dipendenti pubblici nei settori in cui davvero servono e dove mancano, non certo la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili in altre parti del paese, che non risolve il problema, perché quella non è una riforma strutturale, sia chiaro, sono un tampone. Ecco, allora, la pubblica amministrazione è la scuola. La Germania taglia 80 miliardi, in una manovra da 80 miliardi, mi pare ne destini 10 o 12 al settore della formazione e della ricerca. Noi, vorrei ricordarlo, sulla scuola abbiamo nella manovra del triennale del 2008, ne avevamo già tagliati quasi 8 miliardi all'istruzione. Perché se c'è una cosa che bisogna sempre ricordare è che, è stato detto all'inizio da Franco, gli altri paesi a partire dal 2011 fanno manovre per rientrare dei deficit di bilancio dovuti al sostegno delle proprie economie. Hanno avuto bisogno di immettere liquidità nelle banche, cosa che noi non abbiamo fatto. Hanno avuto il coraggio di fare manovre a sostegno delle famiglie e del lavoro con diminuzioni della pressione fiscale o aiuti alle famiglie. Penso solo a una misura che ha preso la Germania, che da noi sarebbe praticamente assolutamente impraticabile,
che è quella per cui, pensate, in Germania una persona con una famiglia con 2 coniugi e 2 figli a carico ha esente dalle imposte, sapete quale cifra? 8.000 per il primo componente della famiglia, qui si sommano altri 7.000 per il secondo e altri dal 2009 7.000 euro per figlio. Fate la somma? 14 all'anno 22.000 euro su cui non pagano le imposte, perché la Corte Costituzionale tedesca dice che il minimo vitale non può essere tassato, perché poi lo Stato, se te lo tassa, te lo deve ridare attraverso i sussidi statali. Ora io faccio per dire come altri hanno speso per fare queste cose. Hanno diminuito le tasse alle loro imprese per cercare, hanno dato molto in investimenti, ricerca e innovazione, cioè hanno speso, hanno fatto sostegno all'economia con misure anticicliche. Noi questo non l'abbiamo fatto, deve essere chiaro questo, che la nostra manovra è tutta e completamente diversa dagli altri, in parte per il motivo che non ce lo potevamo permettere, in parte, e adesso però vediamo anche perché non ce lo potevamo permettere, ma chi ci ha detto che aveva previsto la crisi nel 2008 ha fatto una manovra di finanza pubblica, la triennale che vi ricordo, che era di taglia la spesa per 25,4 miliardi, di cui 3 dalla sanità e 7,8 dall'istruzione, e aumenti di entrata netti per 5,5 miliardi spalmati dal 2009 al 2011. Ok? Quindi noi nel 2011 abbiamo anche gli effetti della manovra triennale del 2008 da scontare. Bene. Quindi noi non abbiamo fatto tutti i successivi decreti anticrisi che dovevano sostenere l'economia, le famiglie, eccetera, sono stati fatti tutti a impatto zero sui saldi di finanza pubblica, cioè erano tutti coperti da ulteriori tagli o da entrate, perché sempre ci è stato spiegato che con il debito pubblico che avevamo non potevamo aumentare in funzione anticiclica la spesa pubblica. Ok? Quindi partiamo 2008, un taglio triennale di cui ancora scontiamo gli effetti perché è legge di questo paese. 7-8 misure, decreti anticrisi senza impatti sui saldi di finanza, e oggi ci troviamo a correggere i conti del paese dopo questo percorso che in teoria dovrebbe vederci già a posto con i conti pubblici, dovrebbe vederci già a posto. Il saldo primario della pubblica amministrazione parla chiaro. È vero che noi abbiamo avuto una diminuzione del PIL consistente, più degli altri paesi. È vero che noi abbiamo un debito pubblico dei più alti in Europa, però i 10 anni, dal 2000 al 2010, di controllo della finanza pubblica sono 2010, perché abbiamo le previsioni anche, sì, questa è la tabella che abbiamo, sono 10 anni persi. C'è un libro recente della Guerra sulla finanza pubblica in Italia, l'ultimo decennio della finanza pubblica in Italia, analizza il lavoro di tutti i governi, e questo viene chiamato dal 2000 al 2010 il decennio perduto. Come? Passato senza assolutamente nessun progresso. Il rapporto deficit-PIL è peggiorato in modo straordinario. 10 anni di manovre, sacrifici, tagli che non sono serviti a niente. Siamo esattamente al 118 del rapporto debito pubblico prodotto interno lordo, e il prossimo anno, quest'anno, si chiude con una previsione che toccheremo il 120. Cose da anni 90, ma il decennio dal 1990 al 2000 era stato un decennio di risanamento, col contributo degli italiani, con la famosa tassa per entrare in Europa, con manovre spaventosamente dure. Sono 10 anni, gli anni 90 sono stati buttati al vento. Dal 2000, no, gli anni risultato dagli anni 90 al 2000 è stato buttato al vento, dagli anni 2000 agli anni 2010. Il Belgio allora era come noi, oggi il Belgio viaggia all'89% del debito sul PIL. Ok? Però eravamo partiti come loro. Questo lo dico non per essere polemica, perché nessuno può governare questo paese in questo momento, in questa crisi economica internazionale, dicendo è facile, abbiamo tutte le ricette, no, sono degli inepti incapaci, no, perché le responsabilità in politica vanno anche denunciate. Degli ultimi 10 anni, descritti bene in questo rapporto, che è un libro, è un testo che si trova in libreria,
degli ultimi 10 anni, 8 li hanno governati loro e 7 Tremonti. Nella stanza dei bottoni ci stava lui.